Al Circolo Tennis Sporting Bellavista Porto Empedocle in scena il torneo di quarta categoria Memorial Giuseppe Barbato, un giovane empedoclino morto quasi diciottenne in un incidente stradale. Era a bordo del suo scooter. Era appassionato di tennis ed era iscritto anche al circolo della cittadina marinara. Il torneo valevole per la 37esima prova regionale femminile e 41esima prova regionale maschile. La manifestazione è andata avanti per 15 giorni dal 5 al 20 agosto. Ieri è calato il sipario. Per le donne in finale Chiara Giarrizzo ha avuto la meglio su Emanuela Mancuso, si è imposta con questi parziali 6-0, 4-6, 6-4. Finalisti maschili invece Riccardo Parla e Alfonso Ruoppolo. Ha trionfato Parla con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6. Più di 70 gli iscritti con partecipanti arrivati da diverse regioni italiane. Presenti per le finali e le cerimonie di premiazione il segretario provinciale della Federazione Tennis Italiana Giuseppe Cellura e il DSR Antonio Palumbo. Presenti anche papà e mamma di Giuseppe Barbato. I genitori hanno premiato gli atleti. In chiusura della manifestazione sono stati lanciati in cielo dei palloncini bianchi in memoria di Giuseppe.